questi poi sono andati a Parigi, insomma, si spera sempre bene, anche se sappiamo che comunque il loro cammino è sempre in salita, perché anche quando arrivano alla loro destinazione finale non è che vengono. Il canto numero 446. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Servite Dio nell'allegrezza, con canti di gioia andate a Lui. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore, poiché il Signore è nostro Dio, da Lui siamo creati e siamo Suoi. Terra tutta dà lode a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore che tutto e tutti ama è con voi. Davanti a te, Signore, con le nostre povertà, ma soprattutto con la consapevolezza di avere il tuo Spirito e la tua vita. Signore nostra vita, Kyrie eleison, Cristo nostra pace, Christe eleison, Signore nostra festa, Kyrie eleison. Dio di bontà, misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduce alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu hai pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, tu hai pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre Dio di bontà, tu dai a tutti di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti con la stessa carità di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini,
Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi a riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. Beati i poveri in spirito. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e vi si avvicinavano i suoi discepoli. Si mise a parlare dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno di Dio. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
abbiamo cantato un Alleluia che tempo indietro si cantava proprio il giorno di Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. Pasqua possiamo dire anche conversione, che non ha a che fare con la morale. La conversione è qua. In quale Dio credo? Perché credere in Dio, tantissimi dicono di credere in Dio, ma la domanda capitale, la risposta è: in quale Dio credo? Crediamo nel Dio di Gesù. E Gesù ha lavorato tutta una vita. Perché? Perché doveva acculturarsi come tutti i bambini. Gesù è veramente uomo, però è anche Dio. Questa è una cosa unica, ma è sconvolgente. Come uomo ha la sua cultura e parla con la sua cultura, ma come Dio si rivela nella cultura con qualcosa di straordinario e strabiliante. Quando dice amate i vostri nemici, la traduzione è: siate disposti a dare la vita per i vostri nemici. Capite che salto? Qui è la rivelazione. Allora è un Vangelo stravolgente che continua a sfuggirci proprio per il fatto dell'inculturazione. Quindi un contromano totale rispetto alla logica del mondo e anche alle volte della nostra logica piccola e piccina. In Chiesa ci crediamo, ma appena usciti ci accorgiamo che è il manifesto più stridente che si possa immaginare. Eppure le beatitudini ci sono amiche, perché non dettano comandamenti, ma propongono la bella notizia che se uno si fa carico della fedeltà, della felicità degli altri, il Padre si prende cura della sua. Chiama la conversione. Conversione, e così comincia il Vangelo: convertitevi e credete al Vangelo. Ecco la conversione bella. Nelle religioni, anche quella ebraica, è ciò che il fedele fa per il proprio Dio. E siamo nella logica del merito. Non funziona nella vita cristiana, altrimenti le chiese si svuoteranno sempre di più. E allora ci si sente dentro un sapore di vita, un segreto di bene. Si sta bene. E la prima cosa che ci colpisce è quel beati. Dio è alleato della gioia delle sue creature. E con una proposta spiazzante srotola 8 sentieri, 8 beatitudini, che lasciano senza fiato felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costruttori di pace, quelli che hanno occhi di bambini disarmati, quelli che sono coraggiosi perché inermi, cioè senza armi. E il punto di svolta di tutto è il perché. Perché loro è il regno. Matteo dice dei cieli, non può dire di Dio perché è impronunciabile. Il regno dei cieli è il regno di qua giù, non l'aldilà. Regno di Dio. Ed è un rapporto diverso con Dio e un rapporto diverso anche con gli altri, nel senso non di prendere, ma di donare. È tutto qua la vita. I poveri non sono beati perché poveri, ma perché solidali.
poveri in spirito vuol dire che lo spirito dà a questi la consapevolezza della felicità nella povertà, di una vita essenziale, aperta, solidale. Dice beati in spirito, beato chi ha scelto per motivo grande di spezzare il proprio pane con gli altri, chi ha scelto la vita sobria e solidale, perché tutti possiamo avere il necessario. E questo in ogni comunità, e senza bisogno che gli altri chiedano, ma intuire che sono nelle necessità e nel bisogno. Perché solo il pane nostro è il pane di Dio, non il mio pane, il nostro pane. Dio conosce solo uomini in cammino, beati, non arrendetevi, voi poveri, i vostri diritti non sono diritti poveri. I vostri diritti, i diritti dei deboli, non sono diritti deboli. Il mondo appartiene a chi lo rende migliore e non a chi lo compra o lo conquista. I potenti non sono beati perché non hanno sentieri divini nel proprio cuore, cioè nella propria mente. Ci azzardiamo a immaginare gli occhi di Gesù e le sue mani, la sua voce. Lui che era il vento, il della storia, verso dove ci spinge? Siamo a volte come una barca con le vele afflosciate. E in queste pagine, allora, sentiamo alzarsi il vento dello Spirito. Vento, Spirito, si chiama proprio vento, quello che sulle acque si librava e creava. E allora sentiamo questo richiamo, questo grido. Non è ora di tirare i remi in barca, ora c'è solo da proseguire con piccole cose e molta convinzione e determinazione, tenendo presente la rotta, che non è quella del merito, altrimenti un rapporto commerciale, ma quello della grazia, della gratuità, allora funziona. Credete in Dio Padre Onnipotente e Misericordioso, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque dalla Vergine, morì, fu sepolto e risuscitato dai morti e siede glorioso alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Con piena fiducia, come bambini, ci rivolgiamo al Padre dicendo: Ti ringraziamo, Padre nostro. Per il Papa preghiamo: Padre della vita, ascoltaci. Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa siano i primi testimoni della buona vita secondo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo. Per i capi delle nazioni e per quanti hanno responsabilità in ogni settore della vita sociale,
le loro decisioni e azioni siano mosse da una coscienza illuminata dallo spirito delle beatitudini. Preghiamo. Padre della vita, tu ci ascolti. Per i consacrati, la loro vocazione sia un amore totale per Dio e per la Chiesa, per annunciare a tutti la gioia di vivere con il cuore pacificato dalle beatitudini. Preghiamo. Padre della vita, tu ci ascolti. Per noi cristiani, la gioia della fede ci sostenga nel promuovere, custodire e difendere la vita umana, in famiglia, nella scuola e nella società, sempre guidati dalla luce delle beatitudini. Preghiamo. Padre della vita, tu ci ascolti. Per la nostra comunità, lo Spirito Santo ci illumini sugli insegnamenti di Gesù Cristo, nostra vita, nostra via, e ci renda docili e generosi nel servizio ai fratelli, per testimoniare con la vita la verità delle beatitudini. Preghiamo. Abbiamo altre domande nel profondo del cuore. Le esprimiamo silenziosamente. Ti ringraziamo, Padre, perché ci ascolti volentieri, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Tu accogli con gioia, Padre, i doni del nostro servizio, li poniamo sull'altare, così che diventino sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Signore con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita tenerezza, per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui creato l'universo, mirabilmente l'hai salvato. Per questo ti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci rendi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un sol corpo. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, presbiteri e diaconi. E ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, doni di aver parte alla vita, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Figli amati, preghiamo. Padre, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. come in cielo, così in terra, dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni, e per tua bontà vivremo sempre liberi dalla tristezza, dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Tu non guardi i nostri peccati, ma la fede e doni unità e pace, perché ami nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore è sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Il canto numero 344.
Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce che ha varcato i tempi, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio luce, in Lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi ci amiamo perché Lui ci ama, Dio è amore. Egli per primo diede a noi la vita, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. In questa giornata per la vita la Diocesi ci manda questo messaggio. I bambini sono al centro del messaggio dei vescovi di quest'anno. Nella descrizione evangelica sono amati da Dio, considerati come esempio per gli adulti nell'accoglienza del messaggio del Vangelo. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. I vescovi ci ricordano che in qualsivoglia situazione i bambini sono quelli che vanno prima di tutto accolti e protetti insieme alla loro famiglia, in modo che possano crescere quanto più liberi e felici. Mentre le vite dei bambini vengono molto spesso asservite agli interessi dei grandi, subendo ogni tipo di maltrattamenti fisici o psicologici, fino anche a perdere la vita per guerre, abusi o sottraendo loro il fondamentale diritto di nascere. I vescovi sottolineano che in questi e altri casi l'interesse che prevale è quello dell'adulto, cioè del più forte, del più ricco, del più istruito, che può decidere anche della vita altrui e che è anche capace di mascherare il proprio egoismo dietro parole politicamente corrette e falsamente altruiste. I centri di aiuto della vita, attraverso i volontari, si adoperano per dare voce ai più piccoli e aiutare le madri nell'accogliere i loro figli, attraverso l'ascolto nelle difficoltà che incontra una donna
nel caso di una gravidanza inattesa o difficile e con il sostegno e l'accompagnamento. Nella nostra provincia, oltre alla sede di Udine, il centro di aiuto alla vita si può trovare anche a Gemona, Latisana, Tolmezzo, e nel 2025 sono state accolte in tutto 220 donne, di cui 60 in gravidanza, 42 i bambini che sono stati aiutati a nascere. Durante l'anno i volontari sono impegnati nella promozione della cultura della vita attraverso incontri per adulti e ragazzi. Per conoscerci e sostenerci vi invitiamo a visitare anche il nuovo spazio appena inaugurato al Città Fiera di Martignacco, dove ci è stato messo a disposizione un luogo per incontri e varie attività. Per ogni offerta che oggi vorrete lasciare alla nostra associazione, al banchetto in fondo alla chiesa, vi sarà fatto dono delle primule come ringraziamento per il vostro contributo, anche da parte dei bambini con le loro mamme. E concludo con alcuni avvisi. Appunto, in questa domenica sono presenti i volontari del Centro Aiuto della Vita, della collaborazione pastorale, che ci propongono delle primule per sostenere le loro attività. Domani, lunedì 2 febbraio, presentazione di Gesù al Tempio, conosciuto anche come la festa della Candelora, alla Santa Messa delle 8, benedizione delle candele e processione. Martedì 3 febbraio, San Biagio, martire, alle messe delle 8 e delle 9, benedizione della gola. E venerdì 6 febbraio, primo del mese, dalle 9:30 alle 12, l'adorazione eucaristica silenziosa. E si ricorda sempre anche la possibilità di accedere alle confessioni ogni giorno dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18:30, e che il Museo Raffaelli è aperto ogni domenica dalle 8:30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18. Preghiamo. Padre, che sei nutrito con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre in ognuno la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Signore con voi. E benedice Dio Onnipotente e Misericordioso, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona festa, state in pace. Canto alla Madonna, numero 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria,
Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno, domenica 1 febbraio, Santa Verdiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si mise a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Beati quelli che non si sentono arrivati, che non si credono a posto una volta per tutti, ma riconoscono di avere ancora bisogno di crescere, di imparare, di lasciarsi aiutare. In loro c'è spazio per il regno dei cieli. Beati quelli che portano dentro un dolore, una ferita, una perdita, che non si rimargina in fretta. Non sono persone rotte o sbagliate. Proprio lì, in quella fragilità, Dio sta già lavorando in silenzio. Beati quelli che non rispondono alla violenza con altra violenza, che non alzano la voce per imporsi, che non usano la forza per avere ragione. Forse sembrano perdenti, ma stanno costruendo un mondo migliore. Beati quelli che non si accontentano delle mezze verità, delle scorciatoie, dei compromessi facili. Beati quelli che hanno fame di giustizia, di relazioni sincere, di una vita pulita e coerente. Questa fame non resterà senza risposta. Beati quelli che sanno perdonare, anche quando costa fatica, anche quando non viene spontaneo. Il perdono che donano tornerà a loro come misericordia nei momenti in cui avranno più bisogno. Beati quelli che cercano di essere limpidi dentro, senza doppie vite, senza maschere. Non sono perfetti ma veri, e proprio così imparano a riconoscere Dio nelle cose semplici di ogni giorno. Beati quelli che costruiscono ponti invece che muri, cercano pace dentro i conflitti, che non smettono di credere nel dialogo. Dio li considera suoi figli. Beato anche quando vieni giudicato, escluso, preso in giro perché cerchi di vivere il Vangelo sul serio, senza sconti. Beato quando vieni frainteso per aver scelto l'onestà, il bene, l'amore. Non pensare di avere sbagliato strada. Sei in buona compagnia. Sei con Gesù. La tua vita, così com'è, è già dentro il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore.
Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo! Eccolo!